When everybody's stealing by dawn of a new day, dawn of a new day. When I forget everything around me that I say, around me that I say. Can't take the DJ. E dopo la gara della categoria esordienti primo anno è il momento degli atleti della categoria esordienti secondo anno. Il percorso sarà il medesimo, vale a dire il circuito da ripetere più volte, solo che in questa occasione le tornate saranno 7, quindi aumenta il chilometraggio per questi atleti che hanno un anno di più rispetto agli atleti che abbiamo visto impegnati in precedenza con il successo di Giosuè Crescioli. Un percorso che, come abbiamo visto, si è dimostrato abbastanza selettivo, ha infatti favorito l'azione solitaria dell'atleta del team Valdinievole e ha selezionato notevolmente il gruppo. Intanto gli atleti si stanno per schierare sul rettilineo di partenza, sono in corso le ultime operazioni preliminari, quindi la firma del foglio di partenza, prima poi del via della manifestazione che, come vi ho detto, si svolgerà su il circuito per un totale di 7 giri, quindi 27 km in totale per quanto riguarda gli atleti alla categoria esordienti secondo anno. Eccoli qua ragazzi, alla firma del foglio di partenza, vediamo gli atleti del gruppo sportivo e per finish anche le maglie del gruppo sportivo Buertese, dell'Olimpia Valdarnese alla firma del foglio di partenza. E noi ci siamo spostati sul rettilineo in attesa degli atleti che raggiungeranno la zona di partenza. Intanto il pubblico si sta assiepando lungo il tracciato, pubblico come sempre delle grandi occasioni quando si tratta di corse in circuito, le famiglie, gli appassionati che hanno raggiunto la zona della partenza sicuramente per applaudire questi ragazzi. Categoria esordienti secondo anno, seconda gara in programma del Memorial Ugo Silla, e questa manifestazione che raggruppa in un'intera giornata, in una sola giornata, le categorie esordienti primo secondo anno e la categoria allievi. Intanto siamo partiti con gli atleti della categoria esordienti al secondo anno. Ci saluta Luca Roberti del team Coratti e il gruppo è particolarmente numeroso anche in questo caso, davvero un'ottima riuscita della manifestazione per quanto riguarda tutte le categorie in gara. Noi lasciamo sfilare il folto gruppo degli atleti al via che, come vi ho detto, si andranno a disputare il tracciato per 7 volte, un totale quindi di 7 volte per questi ragazzi. Davvero bello il colpo d'occhio sul gruppo multicolore che sfila davanti alla nostra telecamera e noi andremo a seguire le fasi salienti di corsa con la nostra sintesi. Intanto ci portiamo a dare un'occhiata alla plotone che giunge compatto al termine del terzo giro. Praticamente ci troviamo nel tratto più basso del circuito, da cui inizia il falso piano verso il traguardo, che in certi tratti presenta pendenze intorno alla 4-5%. Gruppo che quindi si mantiene compatto. Ci sono stati alcuni tentativi, ma il plotone ha prontamente chiuso su tutti coloro che hanno provato ad allungare. Salutiamo anche Carube, popolare dirigente di società, che ha fatto dell'impegno verso i giovani sicuramente uno dei motivi di impegno maggiore in questa sua avventura con il gruppo sportivo Carube. E infatti abbiamo visto davvero clima di grande festa allo stand del gruppo sportivo Carube. Intanto noi ritroviamo il gruppo che continua a viaggiare compatto, infatti non ci sono stati altri allunghi, il plotone continua a viaggiare compatto, le maglie dell'Olimpia Valdarnese nelle prime posizioni a controllare la situazione. Intravediamo anche le maglie della Coltano Grube nelle prime posizioni del gruppo. Per il momento l'andatura è elevata, ma nessuno riesce ad avvantaggiarsi nei confronti del gruppo. Diamo una rapida occhiata anche ai ragazzi che sono nelle prime posizioni, cerchiamo di cogliere qualche particolare nei loro volti, anche un po' di stanchezza, in quanto abbiamo ormai superato metà corsa e ci avviamo verso la fase
decisiva del tracciato, fase decisiva che sono ovviamente gli ultimi giri che saranno affrontati a grande velocità, come giustamente si addice. Intanto c'è un allungo, è una maglia della Borgonovo Miglior. Andiamo a sfogliare l'elenco dei partenti per andare a vedere di chi si tratta. L'atleta della Borgonovo Miglior con il dorsale di gara numero 27, si tratta di Leonardo Brunetti, che guadagna qualche metro nei confronti del gruppo, vantaggio comunque molto minimo. Siamo nel tratto in salita verso il traguardo, in cui scatterà un altro giro, praticamente si andrà a transitare davanti al contagiri. Andremo a dare un'occhiata anche a quanto segna il contagiri per renderci meglio conto anche a che punto della gara ci troviamo. Intanto si volta l'atleta del gruppo sportivo Borgonovo Miglior per controllare la situazione alle sue spalle, vantaggio davvero minimo quando siamo a 3 giri dalla conclusione, quindi stiamo per vivere le fasi conclusive della prova riservata alla categoria esordienti secondo anno. Seconda prova in questo Memorial Ugo Silla, riservato ad esordienti ed allievi sul circuito della frazione di San Giuseppe nel comune di Montecarlo, che ha visto impegnati in una giornata di grande ciclismo tanti ragazzi che praticano questo sport. Lasciamo sfilare il gruppo che transita praticamente compatto di fronte alla nostra telecamera, e con la nostra sintesi ci portiamo ancora una volta praticamente nel corso del penultimo giro, con il tentativo di allungo questa volta del dorsale 34 Lorenzo Zega della Butese. Per lui qualche metro di vantaggio nei confronti del gruppo, insiste il corridore della formazione pisana. Siamo praticamente a 6 km dal termine, quindi a questo punto ogni singola azione potrebbe essere quella decisiva, e fa bene a crederci il ragazzo della Butese, perché può bastare un minimo di indecisione da parte del gruppo e si possono guadagnare subito qualche secondo prezioso. Infatti il gruppo rallenta, va ad occupare l'intera sede stradale. Questo è sicuramente un segnale importante per il plotone, che sta rallentando notevolmente e lascia quindi per il momento spazio all'azione del corridore del gruppo sportivo Butese. Anche le maglie della Toscogas Chiesanovo Zanese nelle prime posizioni del gruppo. Qui vediamo con il dorsale numero 71, si tratta di Mesut Cepa della Toscogas. Per lui a questo punto è il compito di ricucire lo strappo nei confronti del corridore della Butese. Il gruppo si allunga, questo testimonianza della velocità che è salita in questa fase decisiva di corsa. Infatti viene raggiunto il corridore della Butese, quindi gruppo che si ricompatta ormai in vista del passaggio sotto lo striscione di arrivo, dove sarà esposto il cartello inizio ultimo giro, quindi suonerà la campana. Vediamo il gruppo con le maglie della Pozzarello, c'è un allungo di un atleta della Pozzarello, vediamo che sono le maglie del team Coratti a riportarsi sotto, gruppo che si ricompatta immediatamente e stiamo per transitare in vista del suono della campana, quindi inizierà l'ultimo giro di questo Memorial Ugo Silla riservata alla categoria esordienti secondo anno. Luca Roberti in prima posizione, si guarda alle spalle il corridore laziale perché stanno arrivando altre maglie e siamo al suono della campana. Inizia l'ultimo giro per quanto riguarda la categoria esordienti secondo anno. Lasciamo sfilare il gruppo che nel frattempo è praticamente compatto. Inizia gli ultimi 4 km in vista del traguardo. Vedremo se ci saranno allunghi decisivi in questa fase, ma il controllo del plotone ci è apparso particolarmente ferreo, quindi difficilmente potranno evadere altri atleti. Ed in vista del traguardo vediamo ormai lanciato lo sprint con le maglie dell'Olimpia Valdarnese nelle prime posizioni, anche le maglie del team Coratti del Luca Roberti, che va a vincere davanti a Frequentini, Mirono, Cook, Marcelli, Brunetti, Cavallo, Mauro Del Ri, Salvadori e Soldi. Il successo quindi di Luca Roberti del Cycling Team Coratti. Andiamo ad ascoltarlo nell'intervista. Luca Roberti, una volata di classe in questo arrivo in salita, una bella vittoria, ci hai provato, la volevi con tutte le forze. Beh sì, la cercavo mi stavo allenando molto bene, sono riuscito a tenere le posizioni fino ai 100 metri, ho visto che mi sono passati davanti, ho tenuto duro e sono riuscito a trovare la vittoria. Una dedica per questa vittoria?
A mio nonno ora non c'è più. Stefano Doberti, quest'oggi vittoria per il Team Codarti, però vittoria della famiglia Doberti, questo penso sia per te anche una soddisfazione maggiore. Sì, è vero, una grossa soddisfazione, il bambino ha cominciato che sono un paio d'anni, non ci speravamo perché stiamo giocando, però è stato bravo, ha vinto e siamo contenti. Venire qua per voi è stata sicuramente una bella trasferta, però questo penso che vi ripaga in pieno, una delle poche squadre rimaste sul territorio laziale. Sì, è vero, ogni domenica è un grosso sacrificio fare 600-700 km per fare una corsa di 30 km per un bambino, però la passione è tanta, quindi quando comincia il venerdì poi si decide e si parte, non si guarda più niente, il tempo si trova insomma per questi bambini e oggi è una grossa soddisfazione. Gianmaria Bertolini, campione provinciale per la categoria studenti secondo anno, avete fatto doppietta, voi della Pozzese, una bella soddisfazione. Sì, è dura poi. Però comunque vada è un titolo importante, un titolo, una maglia che a Lucca porterai, quindi sicuramente c'è grande soddisfazione. Sì, tanta. Poi è anche il 4º anno di fila, poi soddisfazione c'è. A chi la dedichiamo questa maglia? Alla mia mamma. Gianfranco Battaglia ha assegnati i titoli di campione provinciale per la categoria esordienti primo e secondo anno. Ti vediamo con i ragazzi che si sono portati a casa queste maglie. Grande soddisfazione perché questo è il ciclismo vero, il ciclismo che porta i campioni del domani. Ma soprattutto l'Unione Sportiva Pozzese, perché la Pozzese è l'unica società di Lucca che parte da giovanissimi, esordienti e allievi, fa tutte e tre le categorie. Perciò, oltre a questi due bravi ragazzi che hanno vinto il titolo provinciale, soprattutto alla società, che ha il merito di curare veramente il settore giovanile. Io è tanti anni che ormai frequento, ci vado spesso a Pozzi e so la passione e l'entusiasmo dei suoi collaboratori e veramente anche in questo momento, oltre al presidente, un ricordo che ha tracciato il compianto Lelio Grossi, perché indubbiamente è lui che ha avuto il merito di seguire questa strada. Una delle squadre anche più longeve del ciclismo in Toscana, possiamo dire. 74 anni. Quest'anno c'è il 74esimo circuito versiliese, 74 anni di vita, è la società proprio più anziana, più longeva della Toscana, credo sia, no, di Lucca, della Toscana credo sia la seconda o la terza. When everybody's stealing by dawn of a new day, dawn of a new day.